Consegnati in tempi record i primi dissalatori della regione a Porto Empedocle, Gela e Trapani. Si terrà il prossimo 4 luglio in cattedrale il giubileo degli artisti e degli operatori culturali. Intervista al neosindaco di Realmonte Alessandro Mallia sui primi atti amministrativi adottati dalla sua amministrazione comunale. Il segretario provinciale della CGIL Buscemi rilancia la proposta del prefetto Caccamo per una sinergia tra pubblico e privato sui beni confiscati alla mafia. Un agricoltore gravemente ferito a Naro durante una manovra alla guida del suo trattore. Un 73enne agrigentino colto da improvviso malore in via Crispi ad Agrigento, inutili soccorsi del 118. Viaggio nelle spiagge più belle del nostro litorale, quella di Siculiana Marina. Al via domani la premiazione del concorso Biodivino presso la Biblioteca La Rocca. Saranno premiati i migliori vini biologici. Continuano gli appuntamenti culturali dell'Associazione Bioetica il mercoledì sera in Piazzale Rosselli, curati dal professor Enzo Di Natali. E Totò Catania, il nuovo DS del Favara Castrum, riconfermato il mister Infantino alla guida della squadra. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di oggi, 17 giugno, mercoledì, del nostro notiziario. Lotta alla crisi idrica, consegnati in tempi record i primi dissalatori, grazie alla sinergia tra Regione Siciliana, struttura commissariale nazionale e regionale Siciliacque. In soli 120 giorni sono arrivati gli impianti per Porto Empedocle, Gela e Trapani, un intervento strategico per la sicurezza idrica in Sicilia. Il servizio. La lotta alla crisi idrica in Sicilia sta ottenendo un ulteriore importante risultato grazie all'efficace azione di sistema. Regione Siciliana, Commissario regionale e nazionale per la scarsità idrica, Siciliacque e Acciona Aguar annunciano la consegna dei 3 dissalatori mobili per i siti di Porto Empedocle, Gela e Trapani, realizzati in 120 giorni. Rappresentano un modello virtuoso di collaborazione tra il pubblico e il privato. I primi 18 container sono già arrivati a Porto Empedocle e Gela, mentre quelli relativi ai moduli di Trapani è prevista per domani 18 giugno. Ai 3 dissalatori si aggiungerà successivamente anche il revamping dell'impianto fisso di Porto Empedocle. Gli interventi complessivi finanziati dalla Regione con 100 milioni di euro comprendono le opere di allaccio a terra e a mare. Il coordinamento delle attività è stato affidato al commissario dell'acqua su richiesta della stessa Regione. Siciliacque, società partecipata da Italgas al 75% e la Regione Siciliana al 25%, soggetto attuatore del progetto relativi ai dissalatori, sta ultimando i lavori propedeutici ad accogliere gli impianti, l'installazione delle condotte di collegamento alla rete idrica e le altre opere connesse al funzionamento delle apparecchiature. Parallelamente, in veste di gestore del servizio idrico di sovrambito, sta portando avanti un importante piano di investimenti pluriennali per oltre 250 milioni di euro per migliorare la resilienza delle grandi dorsali idriche regionali. I dissalatori mobili produrranno 96 litri di acqua al secondo con tecnologia a osmosi inversa e filtri avanzati, assicurando acqua potabile di qualità nel rispetto dello stesso ambiente. È un passo decisivo verso la sicurezza idrica della Sicilia, afferma il Renato Schifani, presidente della Regione, che ha dichiarato la consegna in tempi record è il frutto di una precisa scelta politica e amministrativa della Regione. Abbiamo stanziato risorse e deciso di affidarci alla struttura commissariale nazionale e Siciliacque, che ringrazio per la preziosa collaborazione, per la rapidità, l'efficacia e la trasparenza. È una risposta concreta a un'emergenza senza precedenti che stiamo affrontando con visione strategica. Voglio però essere chiaro, questi impianti non sono l'unica soluzione.
Artisti, operatori culturali, responsabili delle istituzioni artistiche e museali si ritroveranno venerdì 4 luglio alle 18:30 per celebrare nella cattedrale di Agrigento, luogo di fede espressa attraverso l'arte e la cultura, il giubileo degli artisti e degli operatori culturali. L'approfondimento. Artisti, operatori culturali e responsabili delle istituzioni e museali si ritroveranno il prossimo 4 luglio, venerdì alle 18:30, per celebrare nella cattedrale di Agrigento, luogo di fede espressa attraverso l'arte e la cultura, il giubileo degli artisti e degli operatori culturali. Nella bolla di indizione del giubileo Spes non confundit, Papa Francesco auspica che l'anno santo 2025 sia un'occasione per rianimare la speranza. Nell'anno di Agrigento, capitale italiana della cultura, spiegano dall'Arcidiocesi di Agrigento, con tutto il potenziale dell'attesa e i limiti di fare, è necessario rimettere al centro il tema della cultura e dell'arte come prioritario, come una risorsa necessaria, potente e collettiva su cui dobbiamo investire sempre di più. Dunque un bene di prima necessità per il territorio e non semplicemente qualcosa di accessorio da sfruttare. Ecco perché l'Arcidiocesi di Agrigento, d'intesa con la Fondazione Agrigento 2025, hanno voluto proporre il Giubileo degli artisti e degli operatori culturali. Quanti operano nel mondo della cultura si ritroveranno nella cattedrale di Agrigento venerdì 4 luglio alle 18:30 per partecipare alla celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Baldassare Reina, vicario generale di Sua Santità Papa Leone XIV, per la diocesi di Roma. Domenica 6 luglio dalle 11 alle 17 al Museo Diocesano di Agrigento si terranno le visite guidate alla mostra Il fuoco dell'amore, Maria Maddalena, la testimone di speranza al femminile, con opere provenienti dai vari musei vaticani, dai grandi musei italiani, oltre a opere locali. I residenti della diocesi avranno ovviamente l'accesso gratuito. La mostra sarà visitabile dal 6 luglio al 30 ottobre 2025. Sentiamo ora questa intervista al neosindaco di Realmonte Alessandro Mallia sui primi atti amministrativi del comune realizzata da Margherita Trupiano. Allora, siamo partiti da subito a lavorare. Io prima, in primis con l'insediamento fatto in maniera veloce dal commissario Burgio, una splendida persona, abbiamo fatto una ricognizione di quelle che erano le criticità del comune. Ce ne sono tante e stiamo cercando di lavorare per superare ogni problematica. Abbiamo nominato la giunta, le persone capacissime in gamba e si sono subito spese per il territorio, l'assessore Ciardone, l'assessore Sinaguglia, l'assessore Salemi, il vice sindaco Giarrizio, si sono subito messi all'opera per cercare di dare vita a questa macchina amministrativa. Abbiamo tante problematiche a livello di bilanci, però stiamo cercando di superarle anche con dei risparmi, risparmiando su quello che è possibile. Ci siamo subito attivati sulle basi di un'amministrazione che è quella di dare il decoro al territorio, quindi le pulizie su tutto il territorio, soprattutto anche le perdite idriche. Stiamo sistemando tutte quelle che sono le criticità dell'impianto idrico del monte. Pian piano arriveremo ovunque, quindi il cittadino devono soltanto avere la pazienza di attendere. Con l'assessore Salemi, giovane assessore, che si è cimentata nell'incarico forse più arduo per quello di programmare la stagione estiva, soprattutto per quanto riguarda eventi e manifestazioni, ha una grande voglia di fare, un'iniziativa lodevole che sta portando avanti è quella proprio di riuscire nell'intento di far rivivere bene il Teatro Costa Bianca. Abbiamo dato un apporto d'aiuto a quell'assessorato, grazie anche all'onorevole Terrano, all'onorevole Paci, che si sono impegnati per farci avere un ulteriore contributo alla Regione per la sezione concertistica, un importo pari a 40.000 euro che si vanno a sommare alle già dotazioni che abbiamo per quanto riguarda gli spettacoli. Quindi riusciremo a organizzare gli eventi in maniera concreta per far rivivere Realmonte da Piazza Umberto I al Lido Costello e
tutte le altre zone che meritano le nostre attenzioni. Beni confiscati alla mafia. Buscemi, segretario provinciale della CGIL, rilancia la proposta del prefetto Caccamo per una sinergia pubblico e privato per la gestione dei beni confiscati alla mafia. Il segretario generale della CGIL di Agrigento, Alfonso Buscemi, accoglie con convinzione di proposta avanzata dal prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, durante l'intervento al congresso della CNA sulla necessità di costruire una sinergia forte e strutturata tra enti pubblici, associazioni, mondo del lavoro, imprese sane per l'utilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. La proposta del prefetto Caccamo va nella direzione giusta, risponde a un'esigenza fondamentale, quella di restituire i beni alle comunità, trasformandoli in presidi di legalità, sviluppo e inclusione. Il dichiarato Buscemi continua affermando la CGIL di Agrigento la fa propria e si impegna a rilanciarla con forza all'interno dei tavoli istituzionali e sociali in cui è presente. Per la CGIL i beni sottratti alle mafie rappresentano un patrimonio collettivo che deve essere valorizzato attraverso progetti concreti, insediamenti produttivi, spazi per l'inclusione sociale, attività culturali, servizi ai cittadini, luoghi di aggregazione giovanile. Secondo i dati disponibili, la provincia di Agrigento conta oltre 400 beni confiscati alla criminalità organizzata, tra cui immobili e aziende. Di questi, molti risultano inutilizzati e in uno stato di abbandono, tra terreni e appartamenti che potrebbero invece essere utilizzati per finalità istituzionali e sociali, come ad esempio l'emergenza abitativa, le scuole, centri per minori o anziani o per attività culturali. Tuttavia molti di questi non sono ancora stati restituiti alla collettività a causa di ritardi burocratici e mancanza di progettualità. Non possiamo permetterci che questi beni restino inutilizzati o peggio tornino nell'orbita del malaffare. Servono volontà politica, strumenti operativi rapidi e un'alleanza ampia tra le istituzioni, i sindacati, le associazioni del terzo settore, imprese etiche, ha aggiunto Buscemi. Come CGIL siamo pronti a fare la nostra parte, anche il coinvolgimento diretto dei lavoratori e delle cooperative sociali. Quindi si ritiene utile, afferma la CGIL, il rilancio voluto dal prefetto dal tavolo permanente sulle aziende sequestrate e confiscate presso la prefettura per coordinare progettualità esistenti e stimolare di nuovi, coinvolgendo attivamente i soggetti interessati. Costruire legalità significa dare opportunità e lavoro vero, e questa è la sfida che abbiamo davanti: trasformare ciò che è stato simbolo di oppressione mafiosa in uno strumento di rinascita, dignità per il nostro territorio attraverso la legge 109/96, conclude nel suo intervento il segretario provinciale della CGIL Alfonso Buscemi. È partito il servizio di controllo della riserva di Punta Bianca. Tutto nasce dalla sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra l'Associazione Mare Amico e il Corpo Forestale Volontario ESAF. I volontari delle due associazioni, condividendo le finalità di tutela ambientale dei luoghi, effettueranno dei controlli a terra, in mare e anche dal cielo. Il pattugliamento servirà per prevenire reati ambientali, censire le discariche, prevenire gli incendi, scoraggiare il diportismo sotto costa. Tutte le relative segnalazioni verranno inoltrate immediatamente agli organi di competenza. E il governo Schifani punta sui giovani e lo fa con un piano triennale da 94,5 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 per l'attivazione di 300 corsi di istruzione e formazione professionale destinati alla Sicilia per una platea di 8.100 allievi. Con l'avviso 26 del 2025 pubblicato dall'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale, la Regione Siciliana ha definito, nell'ambito delle figure previste nel repertorio nazionale, l'offerta formativa del ciclo 2025-2028 per il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta e spendibile a livello nazionale ed europeo attraverso percorsi triennali erogati sia in regime ordinario
che in modalità duale, con la possibilità di instaurare contratti di apprendistato di primo livello. Con questo piano, afferma il Presidente della Regione siciliana Schifani, il mio governo si pone 2 obiettivi: sostenere i giovani che scelgono un percorso di qualificazione alternativo alla scuola e fornire la possibilità di acquisire competenze realmente spendibili nel mercato del mondo del lavoro. Passiamo ora alle brevi di cronaca. Un agricoltore è rimasto gravemente ferito durante una manovra con il suo trattore alla guida del mezzo mentre stava per immettersi sulla strada provinciale 576 incontrata a Donna Ligara a Naro e si è ribaltato. Sul posto sono accorsi il personale del 118 e i vigili del fuoco con l'autogru che si sono occupati del recupero del trattore. L'uomo è stato immediatamente soccorso e trasferito in elisoccorso in ospedale. Un uomo di 73 anni agrigentino è stato colto da un improvviso malore e si è accasciato a terra ed è morto. Inutile è stato l'intervento del personale sanitario del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso. La tragedia si è consumata in via Crispi, nei pressi di un distributore di carburanti ad Agrigento. L'uomo è stato identificato dai carabinieri della sezione radiomobile. La vittima è risultata essere cardiopatica. L'agrigentino, mentre stava percorrendo il marciapiede, si è sentito male, non c'è stato appunto nulla da fare e inutili sono stati i soccorsi del 118. Boom di presenze nel litorale agrigentino domenica scorsa, in particolare nella spiaggia di Siculiana Marina. Unico handicap, la linea mobile della Wind non funzionante da diversi giorni, come già segnalato dal sindaco di Siculiana Zambito, il servizio di Margherita Trupiano. Con l'ultimo caldo weekend è entrata nel pieno l'estate sulle coste dell'Agrigentino. Siamo stati in una delle spiagge più gettonate, quella di Siculiana Marina, un autentico crocevia per bagnanti, turisti e appassionati del mare. Con temperature che hanno sfiorato i 34 gradi, il litorale agrigentino è stato preso d'assalto sin dalle prime ore del mattino, registrando il tutto esaurito nei parcheggi e non senza disagi anche una rete mobile andata letteralmente in tilt e oggi segnalata dal sindaco di Siculiana Zambito in una dura nota. Già dalle 9 del mattino file di auto si sono formate lungo la statale 115 e le strade d'accesso alle vie marinare. L'intero lungomare è stato invaso da ombrelloni, teli e famiglie in cerca di un angolo di ombra. Le spiagge libere si sono riempite rapidamente e i lidi attrezzati hanno esaurito i posti disponibili ancor prima di mezzogiorno. La gente ha voglia d'estate, oggi sembra Ferragosto, racconta Antonio, gestore di uno stabilimento, peccato solo per la connessione. Tra i disagi più segnalati, infatti, l'assenza di connessione dati e la linea mobile. I principali operatori hanno avuto difficoltà a garantire la copertura, probabilmente a causa dell'elevato numero di dispositivi connessi, ma anche ad un blackout digitale. Fatto che ha colpito soprattutto influencer, turisti stranieri e chi contava su Google Maps o WhatsApp per centrare i riferimenti e muoversi in autonomia. Nonostante la connessione assente, la spiaggia si è trasformata in una vera e propria passerella a cielo aperto. I bagnanti hanno sfoggiato un ventaglio di proposte delle tendenze della moda mare 2025, costumi interi con cut-out, tagli audaci e geometrici su schiena e fianchi che combinano eleganza e modernità. Il ritorno del bikini a vita alta, lo stile retro anni 50 con colori vivaci e cinture decorative, i tessuti ecosostenibili realizzati in nylon rigenerato o materiali biodegradabili molto apprezzati soprattutto dalle giovani generazioni, e poi i colori fluo e stampe tropicali con predominanza di giallo neon, il verde lime, le fantasie jungle spesso abbinate a capelli maxi e borse di paglia. A completare il quadro da esodo estivo i parcheggi lungo il litorale risultati completamente saturi
entro le 10:30. Molti automobilisti hanno optato per le soste creative, ma le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli elevando diverse multe per sosta vietata. Alcuni residenti hanno messo a disposizione cortili privati come aree di parcheggio temporanee, chiedendo un contributo simbolico. Tra sole implacabile, mare cristallino e qualche disagio dovuto al tilt della tecnologia, Siculiana Marina ha dato prova di essere ancora una volta una delle mete più amate del litorale agrigentino. Se questo è solo l'inizio, l'estate 2025 promette numeri da record e connessioni, si spera, più stabili. È un clima di relax e leggerezza che travolge tutti. Anche lui che ha scelto di stare sotto l'ombrellone e godersi la prima bella domenica d'estate. Serata Biodivino ad Agrigento, capitale della cultura. L'evento si terrà il prossimo 20 giugno alle ore 19 presso la Biblioteca Comunale Franco La Rocca. L'evento servirà per celebrare i vini e le cantine che più si sono distinte nel rendere possibile il sogno italiano del vino biologico, ma anche per non perdere di vista le tante sfide e i pericoli che oggi incombono sull'agricoltura biologica, il sistema rurale e l'umanità in generale. Alla Biblioteca Franco La Rocca di Agrigento si terranno la premiazione, il banco di assaggio dei vini vincitori e un bio rinfresco. Continuano i mercoledì bioetica a Piazzale Rosselli di Agrigento, organizzati dal Centro di Bioetica Evangelium Vitae, e il tema di questo prossimo mercoledì 18 giugno alle ore 21 sarà per l'appunto accogliere la vita umana fin dal concepimento per dare un futuro all'Italia in questo momento di zero crescita demografica. Saranno trattati temi scottanti come la diagnosi preimpianto e diagnosi prenatale. Gli argomenti saranno discussi dal professore Di Natali, esperto in bioetica, e dopo l'introduzione il dottor Ivano Indelicato. L'incontro sarà alletato da buona musica e da un momento conviviale per trascorrere una serata diversa. Nell'anno di Palermo, capitale italiana del volontariato, è stato presentato oggi presso l'Associazione Parco del Sole a Palermo Effetto Volontariato, un progetto che ha l'obiettivo di rafforzare i percorsi di cittadinanza attiva e partecipazione sociale nei territori, coinvolgendo i giovani non solo attraverso attività e percorsi educativi. Ce ne parlano meglio in questo servizio i colleghi di Palermo. Palermo, capitale del volontariato, voi oggi presentate un progetto, di che si tratta? Il progetto è stato ideato lo scorso anno e diciamo per una bellissima casualità diciamo, si sposa perfettamente con l'anno di Palermo come capitale del volontariato. Per cui insomma è stato pensato lo scorso anno, progettato insieme ad altre realtà del territorio, proprio per alimentare diciamo, la bellezza del volontariato, inteso sia come proprio attività attiva di persone, giovani e meno giovani, che si dedicano diciamo, a chi ha più bisogno, ma anche come crescita personale, di uno sviluppo di una capacità anche politica di apportare innovazioni, cambiamenti e miglioramenti nel tessuto sociale. Quindi Chi è coinvolto nel dettaglio? nel dettaglio le realtà coinvolte sono l'Associazione Libera, per esempio Onlus, Ballaro Baskers e Santa Chiara. Sono le realtà con cui collaboriamo da tempo, in piena sintonia di intenti, per cui diciamo questa volta il Parco del Sole è capofila di questa bellissima cordata, ciascuno con le proprie peculiarità, le proprie specificità, ma uniti insomma nell'intento di innescare proprio nella città attraverso varie iniziative e alimentare una crescita appunto del volontariato. Ovviamente puntiamo molto sui giovani, ma non solo sui giovani, perché ci rendiamo conto che anche persone non più giovani possono trovare nel volontariato una spinta e una motivazione a dare un ulteriore senso alla propria vita. Il progetto innanzitutto mira a sviluppare attività che coinvolgano i volontari all'interno poi delle attività che quotidianamente facciamo all'interno delle nostre realtà. In Puntiamo anche e soprattutto a reclutare nuovi soggetti che intendono intraprendere questi percorsi di volontariato. Organizzeremo degli info day in giro per la città, ehm,
e poi i gruppi di volontari, grazie alla figura di un mentor, organizzeranno delle iniziative in autonomia, quindi puntiamo soprattutto al protagonismo civico dei soggetti che coinvolgeremo. Inoltre riqualificheremo uno spazio che è stato assegnato a Ballaro Baskets qui all'interno del centro storico, che diventerà poi un hub polifunzionale all'interno del quale i giovani e i meno giovani volontari potranno poi svolgere anche delle attività. Questo progetto si inserisce all'interno di Palermo, capitale del volontariato. È un riconoscimento che viene da CSVNet, la rete nazionale dei centri servizi per il volontariato, e dall'ANCI, un progetto che è stato proposto dal Comune di Palermo, ovviamente dal Centro Servizi per il Volontariato di Palermo, e poi dalla Caritas diocesana e dal Forum Nazionale del Terzo Settore. Sarà un anno, lo è già, per raccontare e rendere sempre più evidenti tutte le belle realtà di volontariato e di solidarietà che animano la nostra città. Un anno ricco di eventi, di possibilità, di prospettive, dove programmeremo insieme ai volontari delle iniziative per coinvolgere sempre più la cittadinanza nel fare solidarietà e soprattutto nel rafforzare i legami dentro le nostre comunità. Far incontrare il mondo dell'imprenditoria, delle professioni e gli istituti di credito per parlare dell'opportunità rappresentata dall'energia verde e sostenere chi decide di investire nelle rinnovabili nell'ottica di una transizione energetica. E questo lo scopo del convegno Energia ed Economia in Evoluzione, che si terrà venerdì 20 giugno al Teatro Pirandello di Agrigento dalle ore 9:30 in poi. A promuoverlo è la Banca di Credito Cooperativo Agrigentino, con il patrocinio dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento. Ad aprire la fase dei saluti istituzionali sarà Angelo Vita, presidente della BCC Agrigentino in rappresentanza del CDA, poi Giovanni Francesco Tuzzolino, presidente del Polo Territoriale Universitario di Agrigento, il presidente dell'Ordine degli Ingegneri Achille Furioso, lo Special Client Manager di e-distribuzione Giorgio Brugaletta, il dirigente dell'ente spaziale Tommaso Parrinello e Felicità De Marco dell'area business delle banche di credito cooperativo italiane. È morta la bimba precipitata dal balcone con la madre, ce ne parlano meglio i colleghi di Messina. Tragedia a Messina nel villaggio Santa Maria sopra Contesse. Una donna di 40 anni e la sua bambina di soli 3 mesi sono precipitate per cause ancora da chiarire dal primo piano di un complesso del villaggio. Sono intervenuti subito agenti delle volanti, della squadra mobile e della scientifica, che stanno lavorando per ricostruire con precisione cosa sia successo. A dare l'allarme è stata una vicina di casa. Immediatamente sono arrivati i soccorsi del 118. Madre e figlia sono state trasportate in codice rosso al policlinico. Nel primo pomeriggio di ieri, la piccola Elisa, che aveva appena 3 mesi, è deceduta a causa dei gravissimi traumi riportati. Le sue condizioni erano subito apparse molto critiche. È stata ricoverata in terapia intensiva pediatrica, dove i medici hanno tentato di stabilizzarla, ma purtroppo non ce l'ha fatta. La donna invece è ancora sotto osservazione e le forze dell'ordine stanno indagando per capire se si sia trattato di un incidente domestico o di un gesto volontario. Sul posto c'era anche il padre della bambina, un uomo di 45 anni che lavora in una ditta di cancelli elettronici. Secondo le prime informazioni, la coppia non aveva particolari problemi. Le autorità stanno ancora valutando tutte le possibilità, cercando di capire cosa abbia portato a questa tragedia. Linea alla regia per la pubblicità. Al via i lavori di ristrutturazione dello stabilimento ex Blutex di Termini Imerese, nell'ambito del progetto avviato dalla Pelligra Holding. A renderlo noto sono FIM, FIOM e WILM, che riferiscono di un incontro con i vertici aziendali per fare il punto sulla situazione e sui prossimi step. I colleghi di Palermo.
In arrivo buone notizie sul futuro dello stabilimento ex Bluetech di Termini Imerese, già ex Fiat, dopo che nelle scorse settimane sindacati e lavoratori, in attesa di essere riassorbiti, avevano manifestato preoccupazione per alcune insolite novità per quanto riguarda gli assetti interni alla società aggiudicataria del bando per la cessione dell'area industriale. Grazie ad un incontro con i vertici aziendali, però, si sono ricevute rassicurazioni sulla volontà di procedere con la massima rapidità. Abbiamo incontrato il gruppo Pelligra che ha avuto assegnato lo stabilimento il 1 novembre del 2024. Noi abbiamo presenti i 3 soci, come dire, che compongono l'assetto societario. Hanno confermato tutto quello che è stato l'impegno sottoscritto nell'assegnazione, nell'aggiudicazione dell'area e la ricollocazione dei 350 dipendenti. Pertanto, come dire, si è dato diciamo input alla riapertura del cantiere, perché la fase iniziale sarà quella della ristrutturazione assieme alla formazione dei lavoratori, e questo naturalmente dovrebbe portare finalmente all'assegnazione delle aree con le aziende che confermano, come dire, essere interessati per localizzarsi nella ex stabilimento Fiat e le aree, come dire, che sono state aggiudicate. Pertanto, come dire, finalmente si dà input a quello che era l'assegnazione del 1 novembre, e saremo lì a vigilare affinché le cose sottoscritte vengono fatte, e pertanto, come dire, nelle prossime giornate saranno richiamati alcuni lavoratori, le aziende che avranno il compito di ristrutturare lo stabilimento erano alcune presenti ieri nell'incontro. Pertanto, come dire, saremo lì a vigilare affinché gli impegni sottoscritti vengano rispettati, perché per noi è importante che vengano salvaguardati i 150 lavoratori, ma finalmente anche i lavoratori dell'indotto, ma soprattutto i disoccupati del territorio, possono, come dire, riportare a essere, come dire, quella funzione importante che è stata in passato, cioè quello di iniziare con le produzioni e con il settore della logistica. Aggredisce la ex compagna, un 66enne arrestato dalla Polizia di Stato. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Agenti della Polizia di Stato di Messina hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari, con l'uso del braccialetto elettronico, secondo quanto disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, a seguito di una richiesta della Procura, nei confronti di un cittadino messinese di 66 anni, fortemente sospettato di aver commesso il reato di lesioni personali aggravate ai danni della ex partner. Le indagini sono state condotte rapidamente dagli inquirenti della squadra mobile di Messina, sempre in stretto coordinamento con la Procura della Repubblica del Tribunale di Messina, guidata dal dottor Antonio D'Amato. Gli eventi risalgono al 31 maggio scorso. Stando alle informazioni raccolte, la donna aveva acconsentito a ricevere il suo ex compagno per un incontro conclusivo. In tale occasione, l'uomo, non accettando la decisione della donna di chiudere la relazione, avrebbe aggredito la sua ex colpendola ripetutamente con calci e pugni, fino a farla perdere i sensi. Dopo aver ripreso conoscenza, la donna sarebbe riuscita a convincere l'aggressore a lasciare l'abitazione e, successivamente, avrebbe contattato delle amiche per chiedere aiuto. Dopo aver ricevuto le cure necessarie, la donna ha riportato un trauma cranico e fratture in 4 costole, con lesioni ritenute guaribili in 30 giorni, rimanendo in ospedale per accertamenti medici approfonditi. Sulla base delle prove raccolte dagli agenti della Polizia di Stato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina ha richiesto al giudice per le indagini preliminari un ordine restrittivo, che è stato emesso nei confronti dell'indagato. Le informazioni sono fornite nel rispetto del diritto di cronaca e riconoscendo i diritti dell'indagato, il quale, considerando la fase attuale delle indagini preliminari, è da considerarsi innocente fino a una sentenza definitiva che accerti le sue responsabilità. Comincerà il 10 settembre prossimo il processo con rito immediato per l'omicidio di Sara Campanella, la studentessa di 22 anni di Misilmeri nel Palermitano, assassinata però a Messina il 31 marzo scorso.
Sul banco degli imputati il giovane reo confesso Stefano Argentino, a cui vengono contestate anche le aggravanti della crudeltà e della premeditazione, avendo maturato il proposito di ucciderla già 6 mesi prima, lo apprendiamo dalle cronache. La data potrebbe cambiare se il difensore opterà per un rito alternativo, ma l'avvocato Giuseppe Cultrera non ha ancora deciso. È ancora troppo presto, ha ammesso, per poter valutare il da farsi circa la richiesta di riti alternativi. Intanto il legale chiederà di poter avere accesso agli atti. La procura contesta ad Argentino le aggravanti dell'aver agito per motivi abietti e futili, quali il non accettare il fatto che Sara non volesse intrattenere alcun rapporto con lui e non gli avesse risposto a un messaggio. Ricordiamo che Argentino ha infierito ripetutamente su parti vitali della vittima, colpendola mentre era agonizzante e si dissanguava, e la premeditazione avendo maturato il proposito sin dall'ottobre del 2024. Allora, l'ultima volta ti ho detto lasciami in pace, cosa hai capito di questa cosa? Non era questa cosa, Ok. sono passati tutta l'estate. Allora, ora te lo ridico, se mi puoi lasciare magari in pace, cortesemente. Tu te ne torni a casa tua e io continuo per la mia strada? Non lo so, mi devi seguire fino... Perché faccio così? Non lo so, dico, mi stai seguendo. Stefano Argentino era andato sul luogo dell'incontro, già armato di coltello, con cui poi ha commesso il delitto. Cosa speri di ottenere? Ma io non voglio ottenere nulla, sei tu che vuoi ottenere qualcosa se mi segui a sti livelli, cioè non lo so. Non è possibile parlare con te. Non è possibile. Ma che cosa devi parlare di me? Se il parlare per te significa provare, uscire e fare qualcosa, mi dispiace. Le motivazioni inserite nel provvedimento sono davvero succinte, afferma Cultrera, e secondo il modesto parere di questa difesa, non bastevoli anche in ordine ad una lettura costituzionalmente orientata a sostenerne l'applicazione. La Procura, per quanto sappiamo, dovrebbe essere in possesso di un ampio materiale probatorio, dice ancora, acquisito anche mediante l'estrazione dai cellulari utile alla valutazione della condotta di Argentino, è scindibile dalla stessa, a oggi, a quanto pare, non utilizzato. È chiaro che, se così fosse, sarà compito e dovere di questa difesa portarlo all'attenzione della Corte, pertanto ogni decisione è rimessa a un momento successivo alla visione degli atti, fermo restando la decisione di chiedere perizia psichiatrica. E per le notizie sportive sentiamo il collega Giuseppe Moscato sul Castrum Favara, riconfermato mister Infantino, arriva il nuovo DS ed è Totò Catania. Sentiamo Moscato. Castrum Favara riparte da mister Pietro Infantino, riconfermato, e da Totò Catania, nuovo direttore sportivo subentrato a Tino Longo. Mister Infantino, che lo scorso anno ha portato i gialloblu a mantenere il titolo nella Serie D, ha firmato l'accordo alla presenza del direttore generale Giuseppe Cusumano, del vice direttore Vincenzo Piazza. È bastata una stretta di mano per continuare un feeling iniziato lo scorso anno. Essere riconfermato a Favara, ha detto Infantino, rappresenta per me un fattore importante. Favara è un'importantissima piazza del calcio siciliano e l'unica città che rappresenterà in Serie D la mia provincia, Agrigento. Ripartiamo dalle tante cose ben fatte e dobbiamo cercare di correggere alcuni errori. Progetto sportivo per la prossima stagione che vede approdare a Favara Totò Catania come direttore sportivo, 48 anni palmese, profondo conoscitore del calcio siciliano e anche fuori lo stretto. Catania porta a Favara un bagaglio enorme di conoscenze di uomini di calcio e di dinamiche sportive. Infantino e Catania si sono messi subito al lavoro per iniziare a dare un volto alla Castrum Favara, che per l'edizione 2025-2026 potrebbe ritornare a chiamarsi Pro Favara. Già in agenda una rosa di giocatori tra riconfermati e potenziali arrivi che sarà valutata con attenzione per partire con un organico completo in ogni reparto. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia
sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20, con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.